Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo da una legge che arriva con un'importante novità per gli agricoltori, alle prese sempre più di frequente con le devastazioni lasciate dai cinghiali. Ci spiega tutto Isabella Gregorato. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo ad Aquileia dal presidente della CIA Franco Clementin. Da oggi gli agricoltori, praticamente su tutto il territorio nazionale, possono tirare una boccata d'ossigeno, possono respirare meglio dopo una sentenza del TAR della Liguria che consente loro di autodifendersi in caso di attacchi da parte di cinghiali e ungulati. Presidente, a questo punto gli agricoltori quindi possono fare da soli? Non è proprio così. La premessa è che il nostro impegno rispetto a questo problema è stato un impegno forte, deciso. Abbiamo voluto interessare tutte le istituzioni nazionali, perché io faccio parte del Comitato Esecutivo Nazionale della CIA, ma anche regionali, in quanto anche in Friuli, come purtroppo da altre parti d'Italia, il problema è stato ed è molto, molto presente. I cinghiali stanno facendo dei danni, ma dei danni forti alle imprese agricole e anche al territorio, non solo alle imprese agricole. Noi abbiamo voluto muoverci affinché si riesca a capire come fare rispetto a questo problema per limitare i danni. Ecco, in sostanza voi potete autodifendervi, però per autodifendervi dovete essere in mano di che cosa? Beh, innanzitutto bisogna coinvolgere le stazioni venatorie, perché l'agricoltore deve essere un cacciatore autorizzato, deve avere i patentini, deve avere tutto quello che serve. Sparare non è come andare a fare un giro in campagna, è una cosa molto seria che noi siamo assolutamente comprensivi, e di questo con le associazioni di categoria e anche con le associazioni venatorie vogliamo che si crei questo percorso, questo rapporto di correttezza rispetto ai territori, rispetto all'ambiente, perché questo è un problema, non è un gioco, non è un divertimento, ma ne va dell'economia delle nostre aziende. Siamo sollecitati dagli agricoltori a muoverci, ci siamo mossi e finalmente le istituzioni ci stanno dando ragione. Nella nostra regione i territori maggiormente a rischio sappiamo che sono quelli, no? Nella zona dell'Alta Val del Torre, sono soprattutto nella parte dell'Isontino, sopra Buttrio, in tutta quella zona lì, Colle Orientali. Però anche qui lei, proprio alle nostre spalle, lei ha questo campo questi campi di mais e anche lei ha visto che i cinghiali arrivano fino qua. Il cinghiale è una specie che si muove, una specie che si muove in branco, è riproduttivo, laddove tra l'altro non ci sono predatori, e fa chilometri, segue le piste più facili, che sono quelle meno antropizzate, e arrivano attraverso i torrenti, attraverso i fiumi, e stanno arrivando anche da queste parti. I nostri amici cacciatori che fanno anche le fototrappole, per esempio, prima degli abbattimenti vengono monitorate, censite, non è così automatico sparare un animale, qualsiasi esso sia. Bisogna capire come cosa fare io proprio anch'io ho visto, ma è notorio che da queste parti che vanno giù fino a Fossalon, fino a tutta la bassa pianura, c'è la presenza del cinghiale. Se non viene circoscritta, limitata, controllata, monitorata, c'è il rischio che anche da queste parti succeda quello che succede nelle zone che ha detto lei, dove anche le coltivazioni del mais sono più forti, dove c'è anche la soia, dove c'è il girasole per esempio, tutte appetibili per questo tipo di animale. Noi vorremmo che questo ci permetta di continuare a dialogare con le istituzioni, che abbiamo fatto con l'assessore che ci ha accolto, abbiamo fatto delle tavole rotonde, vorremmo che tutte le organizzazioni di categoria si trovassero attorno a un tavolo, non solo noi, perché noi siamo una categoria, ma gli agricoltori sono di tutti praticamente, e sarebbe bello riuscire assieme a concretizzare questa risoluzione del TAR, che appunto permette e riconosce una sorta di autodifesa delle coltivazioni, parliamo innanzitutto. Senta, lei riesce a quantificarmi i danni che sono stati segnalati quest'anno? C'è stata un'escalation? Beh, io so che le nostre aziende, i nostri agricoltori ci hanno segnalato che seminano alla sera 4-5 ettari di mais e l'indomani mattina sono letteralmente arati. Parliamo di
non dico decine, ma comunque di molti ettari che dall'oggi al domani sono eliminati, non c'è più. Allora uno ritorna a seminare e ritorna all'indomani ad avere questo, perché di notte purtroppo il branco, perché si muovono, come dicevo prima, in branco questi animali, parliamo di 20-30 capi, puoi immaginare, prendono una fila e vanno come il satellitare, dritto fino in fondo, e fanno delle cose inenarrabili. Bene, ringraziamo il presidente di CIA del Friuli Venezia Giulia, Franco Clementin. Da qui lei è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed ora un altro tema, quello del caro bollette. Diversi udinesi sono preoccupati, li ha ascoltati per noi Daniele Paroni, in centro a Udine. Siamo nel centro di Udine e vogliamo chiedere agli udinesi e non quanto sono preoccupati per il caro bollette e come pensano di difendersi. Comincio con questo signore, lei quanto è preoccupato? La mia preoccupazione è quella di tutti quelli a reddito fisso, pensione, in questo caso, che non essendo adeguato alla svalutazione che è in corso, in atto, che non c'è motivo che si fermi, è chiaro che la questione delle bollette comincia a essere in proporzione un problema veramente pesante. Care le nostre bollette, quanto è preoccupato? Beh, sono abbastanza preoccupato anche perché questa cosa ha poi un'attinenza diretta col mio lavoro. Io lavoro in questa agenzia immobiliare, per cui è un tema per me sensibile. Sono molto preoccupato perché purtroppo sappiamo che i costi energetici hanno avuto un'escalation assolutamente imprevista e questo il prossimo inverno credo che vedremo veramente le conseguenze di questo problema. Che contromisure pensa di attuare? Beh, nel nostro piccolo possiamo chiaramente cercare di avere più precauzioni possibili per non sprecare nulla. Caro bollette preoccupa parecchio, anche perché comunque sono aumenti smisurati, senza controllo. Ho paura solamente che comunque sia voluta tutta questa cosa. Come si scalderà quest'inverno? E come mi scalderò in questo vento? Poi vedremo. Poi vedremo. Ma lei al metano, alla legna? Ah, no, solamente metano. Lo accenderà di meno? Vedremo. Vedremo se riuscirò comunque a poter sopperire. Siamo con questa signora che prima faceva l'impiegata, adesso fa la pensionata, ma il caro bollette la fa dormire di notte o no? No, purtroppo. Senta, come pensa di scaldarsi cercando di non avere bollette troppo alte quest'autunno e quest'inverno? Aumentando le coperte, i maglioni, i tessuti di lana. Le è arrivata qualche bolletta? Sono arrivate, purtroppo sappiamo. Più del doppio? Certo. A casa lei si scalda con metano, legna? Metano. Tempo fa mi sono arrivate delle bollette stratosferiche. Tipo, se dobbiamo dare un numero? Più di 1.000 euro contro 400, diciamo per un mese, contro i 400. Metano? Gas, parlo di gas. Senta, come scalda la sua casa? Metano, a legna? Allora, prevalentemente metano. E anche a legna, perché adesso ho preso una stufa a legna che aiuta anche quello nel riscaldamento. E il quintale? Quanto le ha pagate? Legna? Beh, mi sono trovato bene perché l'abbiamo pagata a 13 al quintale, però l'approvvigionamento l'ho fatto all'inizio dell'anno. Pertanto adesso mi parlano che ci sono prezzi in giro a 20. Siamo al locale L'Allegria, la tematica non è tanto allegra, parliamo di caro bollette, lei come sta? Io sono uno di quelli fortunati perché mi ero mosso in anticipo prima che successe sta cosa e ho firmato delle convenzioni che mi scadranno a fine 2023. Quindi il problema non si pone? Il problema per adesso non si pone, si porrà sperando che col nuovo governo forse cambieranno anche le cose. I suoi clienti sono preoccupati, parlano? Tutti preoccupati, non sanno più cosa fare. Che bollette arrivano? Non lo so che bollette arrivano, so che sono tutti preoccupati, non so come passerò l'inverno, devo chiudere gli sifoni, mi chiuderò in una stanza, tutte queste cose qui. Questa è la realtà delle cose. Usate la legna per fare la pizza. Che aumenti avete avuto?
Allora, le dico solo che un bancale da 2,20 ora viene 3,80 circa. Sì, quindi insomma, fate un po' le proporzioni, però non è che abbiamo molta scelta, o si lavora o si chiude, ma se chiudi cosa fai? Cioè, noi abbiamo questo locale da 32 anni, cioè voglio dire, non mollo sicuramente per il caro bollette, pagherò. Successo di pubblico Lignano Pineta per gli incontri con l'autore e con il vino, protagonista Federico Rampini. America, tutto quello che non sapevamo e dovremmo sapere di Federico Rampini. E questo è il libro presentato all'ultimo appuntamento degli incontri con l'autore e con il vino, promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, presieduta da Giorgio Ardito. Federico Rampini, che in America ha vissuto per quasi un quarto di secolo, firma un ritratto illuminante degli Stati Uniti che enuclea i grandi e piccoli problemi del paese, di ogni differenza dalla quotidianità alla genesi della DNA nazionale. Rampini compie uno slalom fra le contraddizioni, un'operazione di pulizia dei preconcetti, e ci regala una guida di viaggio in senso letterale, perché si può comprendere l'America solo vivendola e guardando dietro le apparenze per intuire magari dove andrà a finire. L'America è un paese che quasi tutti gli italiani credono di conoscere, perché ci hanno fatto qualche vacanza, perché magari ci hanno studiato, oppure perché la vedono continuamente nelle serie televisive. Ecco, io penso che per raccontarla bene dall'interno, abbracciandone fino in fondo tutte le diversità e le contraddizioni, bisogna, come me, averci vissuto 22 anni nel mio caso, averci pagato le tasse, pagato l'assicurazione sanitaria, iscritto i figli a scuola, essere entrato una volta in un commissario di polizia o in un ufficio della sicurezza sociale, aver fatto parte di una giuria popolare in un tribunale americano, e sono tutte esperienze che mi introducono nelle viscere di un'America che è sempre più divisa al suo interno. Infatti dovrei declinarla al plurale. Io vi racconto le Americhe, ve le faccio riscoprire, precisando che New York non è l'America, che la California è una America ma profondamente diversa dalla Florida, dal Texas, è un continente molto più grande dell'Europa, perfino più diversificato al suo interno, e di solito suscita passioni estreme, lo si adora o lo si odia. Io scelgo di raccontarlo com'è. 4 giornate dedicate alla celebrazione del territorio di Manzano, la sua storia e le sue tradizioni. Torna a settembre Manzano, proprio questo weekend dopo 2 anni di stop. Ci troviamo a Manzano, in piazza Chiodi, assieme all'assessora alla cultura di Manzano, Silvia Parmiani, perché ritorna a settembre a Manzano, proprio in questo lungo weekend. La piazza è praticamente già pronta. Esattamente, finalmente dopo 2 anni di pausa forzata ritorniamo sulla piazza Chiodi, ritorniamo a far rivivere il nostro centro del paese, e devo dire grazie alla Proloco e a tutti i volontari che in questi giorni si stanno veramente dando da fare al meglio per poter portare di nuovo a Manzano musica, spettacoli, cultura. Il calendario è ricco e ci propone davvero diverse opportunità. Quali sono le aspettative dopo 2 anni di stop? Sì, c'è la possibilità di gustare i piatti enogastronomici, anche quelli del territorio, sponsorizzati dalla Regione, però c'è anche una ricca parte di cultura e di spettacoli. Esattamente, come dicevo il calendario è molto ricco, per cui qua sulla piazza Chiodi possiamo trovare anche le degustazioni con i prodotti Io sono FVG, quindi la promozione dei prodotti locali. Ringrazio la Regione che ha voluto supportare questa manifestazione e quindi dare un grande aiuto alla Proloco locale, e ringrazio anche tutte le associazioni che hanno voluto far parte con altri chioschi che si troveranno dislocati anche nella piazza adiacente a piazza Chiodi, che è il nascente Borgo Pozzo appena appunto ristrutturato, quindi c'è la possibilità per tutti di degustare qualsiasi tipo di pietanza. Oltre a questo il calendario offre anche una parte culturale fatta di uno spazio incontri, di concerti, di musica. Abbiamo 2 importanti convegni, uno proprio dedicato alla cultura della sedia. Sindaco, siamo all'interno del centro di catalogazione delle sedie a Manzano, ed è questa una novità. Sì, noi abbiamo incominciato a ristrutturare il centro di Manzano abbattendo delle case vecchie e fatiscenti
e ristrutturando questo edificio che è sede del centro di catalogazione delle sedie per tutelare il patrimonio industriale che ha Manzano, perché Manzano è dal 1870 che fa sedie, dunque ha un vasto patrimonio industriale, dunque è peccato perderlo sia per noi, per ricordarci da dove veniamo, sia per le future generazioni e i futuri architetti, perché qui vicino c'è la scuola di ecodesign del cluster Arredo che può attingere a queste sedie storiche per far conoscere ai nuovi architetti la storia della sedia. E a proposito della storia della sedia, l'occasione della festa vi porta anche a promuovere tutte le mostre e tutte le novità del territorio. Noi con la festa a Manzano proponiamo un convegno sulle sedie, cioè sul patrimonio industriale di Manzano, con l'apertura di questa mostra per far conoscere l'evoluzione della sedia. Ci sono altri convegni, altre mostre nel corso delle 3 giorni di festa? C'è una mostra che ricorda tutto il percorso di gemellaggio tra Manzano e Albona, che è quarantennale, dunque i ragazzi con le scuole hanno fatto un'esposizione per appunto ricordare la storia di gemellaggio tra noi e Albona. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, buona giornata.